C'era una volta un paesino situato nelle verdi pianure veronesi e che noi oggi conosciamo come Isola della Scala. Questo paesino conobbe diverse epoche e ci ha lasciato numerose tracce del suo passato. Nel 1300 il paesino passò nelle mani della famiglia degli Scaligeri. Furono proprio loro a chiamare il paesino Insula Scalarum, ossia Isola della Scala, in onore della loro presenza. Sotto il successivo dominio veneziano, Isola della Scala si arricchì di magnifici palazzi e di chicchi di riso, cereale che nacque nel XVII secolo, grazie alla trasformazione del territorio, avvenuta per mano delle ricche famiglie veneziane. Ed è proprio in mezzo a queste meraviglie che la nostra storia comincia. Ragazze, facciamo qualcosa stasera? So che c'è una festa da me a Villa Boschi, che ne dite? Ora sono a Mantova, ma stasera ci sarò. Eccomi qua, sono in piazza Sordello. Eccomi qua, sono in piazza Sordello. Io invece sono a Verona alla casa di Giulietta. Ciao ragazze, io sono alla casa di Giulietta a Verona e quello è il balcone dove Giulietta si affacciava per ascoltare le poesie di Romeo e Romeo e Giulietta sono i famosi protagonisti dell'opera di William Shakespeare. Ciao! Lo sapete che Isola della Scala si trova in mezzo a queste due città? Ma Verona e Mantova non hanno qualcosa a che fare con l'opera di Shakespeare? Sì, Verona è la città dei Montecchi e dei Capuleti, invece Mantova è il luogo dove Romeo venne mandato in esilio. Allora siamo d'accordo, ci troviamo stasera tra le due città shakespeariane. Sto arrivando, ragazze. Guardate un po' qui. Sapete cos'è? È la Torre Scaligera. La Torre Scaligera è tutto quello che rimane di un antico castello che è stato distrutto nel 1230. Inoltre, ragazzi, mi trovo sul confine che separava un tempo Mantova da Isola della Scala. All'interno della torre vivevano i soldati e pensate che la torre si elevava per ben 5 metri. Io invece ho qualcosa di meglio di farvi vedere, un altro gioiello di Isola della Scala. Allora ragazzi, mio papà sta facendo risotto che si può gustare dalla seconda settimana di settembre fino alla prima di ottobre alla Fiera del Riso di Isola della Scala. Ingredienti per risotto all'isolana. Allora, 2 litri d'acqua, 3 etti di vitello magro, 4 etti di tastasai, 150 grammi di burro, 140 grammi di formaggio grana, sale, pepe, cannella e rosmarino. Allora, metto a bollire l'acqua, dopo di cui quando l'acqua bolle butto giù il riso, nel frattempo cuocio il cicino, tastasai praticamente, quando il risotto è a metà cottura butto il tastasai nel riso, si amalgama tutto per bene ed ecco un buon risotto all'isolana. Che fame! Dovremmo andare anche noi alla Fiera del Riso il prossimo settembre. Ho sentito che allestiscono anche una bellissima mostra. È vero! E poi il risotto è davvero buonissimo. Anche io sto arrivando, sono davanti alla chiesa di Santo Stefano, proprio nel centro di Isola. Ciao ragazze, questa è la chiesa principale di Isola della Scala, l'abbazia di Santo Stefano. È una chiesa di età romanica ed è consacrata. Si può subito notare la grandiosa facciata. All'interno conta 8 altari e 2 statue e ha un pavimento molto bello in marmo. A fianco invece si ha un campanile con 2 grifoni e l'orologio al centro. Io sto partendo ora, ma lo sapete che Villa Boschi fu costruita per la famiglia Bra e che deve il proprio nome alla località in cui sorge, che un tempo era una zona incolta e boschiva? Certo che ogni cosa di Isola ha la sua storia, è proprio un paese da scoprire. Bene ragazze, ci troviamo a casa mia e poi tutta la festa.